Buonasera a tutti ragazzi, primo tramonto del 2020, quindi bello, vediamo sul mare, però fa freddo, fa freddo davvero, diciamo in italiano se no va a finire che poi non capiscono, quindi diciamo che primo tramonto 2020, già ci sta una bella stella, secondo me deve essere Venere, non lo so, perché è molto brillante. Quindi come potete vedere sul mare ci sta proprio questo sole che si vede comunque anche se è lontano, con gli occhi di certo è meglio. Proviamo con ingrandimento ragazzi, eccolo qua. Diciamo questa specie di tramonto, no, non è questa specie è tramonto dietro il mare in effetti. Quindi il sole starà dietro e quindi diciamo ci sta questo bello effetto del tramonto alla fine. La luna non la vedo ancora, anche se ci sta questa stella che deve essere, almeno da quando mi dissero, Giove, Venere voglio dire. Quindi già è ben visibile anche se diciamo è ancora giorno. Eccola qua, fa vista molto più grande, quindi dovrebbe essere per la regola. Uno mi disse Venere, Giuseppe, poi non lo so. Comunque si vede abbastanza, non dico grande grande, ma comunque si vede abbastanza bene. Quindi ecco qua ragazzi il tramonto sul mare. Quindi ripeto, fa freddo qua giù veramente. Sta questo vento proprio che ti taglia un po' tipo la faccia a livello di freddo. Infatti giù non ci sta nessuno proprio ragazzi, fa troppo freddo, non ci può stare. Quindi questa è la prima registrazione diciamo del tramonto, ne ho fatte tante. Quindi questa è quella del 2020. Quindi a certe volte penso quando stavo tipo nel 2000 tu pensavi il 2020, eppure ci siamo arrivati ragazzi a finale. Facciamo 2100 Enterprise qua fra poco, anche se sinceramente arrivare al 2030 80 e 40 ci vanno 120 anni, quindi non ce la facciamo. Ciao Ambra, ciao, buonasera. Quindi ragazzi a Salerno non è cambiato nulla, anzi è peggiorata la situazione. Fa davvero freddo, un bel tramonto, è stata una bella giornata, però adesso ragazzi la temperatura sta scendendo di brutto. Ci sta mezza, non neanche mezza nuvola, forse solo questa qua di fronte che vediamo. Poi al finale non ce ne sta manco più uno, solo questa qua. Poi il cielo è proprio freddissimo. Ecco qua ragazzi, niente proprio, quindi giù non ci sta nessuno perché fa troppo freddo. E giustamente i ragazzi hanno ragione. Il tramonto è bello, secondo me a vederlo dalla spiaggia, secondo me sarebbe ancora un po' più bello. Già da qui si vede bene, figuriamoci sulla spiaggia come si vedrebbe. Quindi ragazzi, sì sì, ma si vede, guarda, tu basta che guardi dove gira, proprio gelida Ma secondo me stiamo a 3-4 gradi, secondo me stiamo troppo freddi rispetto a stamattina che fuori qua si stava quasi bene, ma no. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e vi lascio con questo bello tramonto sul mare, quindi ci sentiamo dopo. Buonasera a tutti. Qui fa freddo ragazzi, nel vero senso della parola, perlomeno a Salerno fa freddo. Poi se pensiamo che in Calabria, sì l'ho visto, ma Modexida, sì sì l'ho visto, però dobbiamo vedere, anche se può accadere come non può accadere, speriamo che non accada, l'ho visto questo argomento, però è un casino. Diciamo che la maggior parte non mi piace parlare della guerra e queste cose qua, sono argomenti che YouTube poi non fa fare, diciamo, parlare di guerra, queste cose qui. YouTube proprio non ti fa fare, puoi fare di tutto, ma guerre, queste cose qua non le fanno pubblicare proprio, quindi ti bloccano proprio.
Sì, sì, ma comunque raga, è proprio gelido qua, proprio pazzesco, ragazzi. Ci sta questo vento che peggiora la situazione, questo è pure. Quindi vedi, alla fine l'aria è proprio, si vede proprio, è tesa proprio. Quindi è proprio aria gelida. No? Certo, secondo me nella nottata una gelata ci può stare. Sì, 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 fa proprio freddo, fa. Cioè pure qua, vedi, non vedi una persona camminare a piedi, parcheggiare un'auto, niente proprio. Stanno tutti a casa, fa troppo freddo. E hanno ragione. Poi ci sta questo vento che ogni tanto prende, è proprio micidiale proprio. Vabbè ragazzi, vi saluto, entro dentro perché qua veramente fa freddo. Sì, sì, ma fa troppo freddo, perciò uno è pazzo, diciamo, se si mette giù a fare pure fare una chiacchierata giù, no, 5 minuti. E come fai con sto freddo? Cioè, pure se ti metti a parlare giù con qualche amico, no? Se stai 3 minuti qua ti congedi. Quindi non credo che nessuno starà in mezzo alla strada. Sì, sì, caro malotto, voglia. Vedi, in effetti, guarda, non ci sta nessuno in giro, vuoto proprio. I ragazzi staranno davanti a bar, davanti, mo, dentro il bar al massimo, diciamo, ma non fuori. Vabbè ragazzi, entro, se no qua va a finire la bronchite a piglia. Ciao a tutti e ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao Ambra, ciao.